cippo chiamato saboccia venne messo all'ingresso di Guspini nell'anno 1867, a termine della costruzione della strada che univa il paese alla miniera di Montevecchio, a eterno ricordo. L'opera costò moltissimo, 150.000 lire, pari al salario di 230 operai, ma fu di grande utilità perché permise di ridurre il costo del trasporto del minerale che doveva arrivare al porto di Cagliari. 90 chilometri di percorso estremamente pericoloso e poco agibile. La mulattiera era pressoché impraticabile, specie nel periodo invernale, quando si formavano le carovane con più di 200 carri trainati dai buoi o dai cavalli. I carri che salivano da Casargiu fino a Genna Serapis e poi scendevano a Guspini, a causa dei sentieri stretti e tortuosi, subivano spesso dei grossi incidenti. Più di una volta i scarrettonerisi erano costretti ad aiutare le bestie che scivolavano e a rimettere sui carri i sacchi di minerale caduti a terra, naturalmente con notevoli ritardi e aumento dei costi. La lunga carovana, che procedeva assai lentamente, verso sera arrivava a Gonnos Fanatica e qui uomini e bestie trovavano ricovero nel grande cortile del signor Federico Grazio. Fra Giovanni Antonio Sanna e il signor Grazio, nell'agosto del 1864 venne stipulato un contratto. Il fitto era di 120 scudi, ossia di 576 lire. Passata la notte a Gonnos, uomini e bestie la mattina presto riprendevano il cammino e la lunga fila di carri e carrette proseguiva nel Campidano cagliaritano per arrivare a Villa Sor, altra tappa e altro riposo. 3 giorni per compiere il viaggio dalla miniera al porto di Cagliari. Viaggio lungo, viaggio di fatica, viaggio di sofferenza che provava uomini e bestie. La locanda del Grazio continuò a funzionare fino a quando venne costruita la strada ferrata Montevecchio-San Gavino nel 1874. Da allora né Guspini, né Gonnos, né gli altri paesi videro più le lunghe file dei carri carichi del prezioso minerale, né udirono più echeggiare le grida, le incitazioni e neppure le bestemmie dei scarrettoneris.